Sono arrabbiati i sindaci veneti in un momento in cui la regione sta soffrendo. Il timore è che nelle nostre terre ancora una volta arrivino solo le briciole. Lo fa ben capire Emanuele Munari, sindaco di Gallio e presidente dell'Unione Montana Aspettabile Reggenza dei 7 comuni. Penso che tutto questo plafond debba essere rivisto quantomeno nei criteri di ridistribuzione. Tornando invece ai 4 miliardi,3 stanziati dal fondo di solidarietà comunale, ecco, questo ci ha fatto molto arrabbiare per quanto riguarda noi comuni altopianesi, perché noi già da anni alimentiamo con proprie risorse questo fondo di solidarietà comunale, che poi da Roma viene spartito e gestito verso quei comuni in disavanzo o in difficoltà. Quindi per noi deve essere chiara una cosa: quali sono i criteri che il governo andrà ad utilizzare attraverso questo fondo, perché noi, ripeto, alimentiamo questo fondo, non siamo beneficiari. 7 milioni di euro all'anno versano i comuni dell'Altopiano al fondo di solidarietà. Molto critica anche Morena Martini, sindaco di Rossano Veneto, che fa una proposta. Io chiedo al governo, se veramente vuole aiutare i cittadini e i comuni, di fare una moratoria totale per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020, perché non finirà in fretta, di tutti quelli che sono le bollette, magari mettendosi d'accordo con le agenzie, con le aziende di somministrazione di energia elettrica, di somministrazione del gas, eccetera, eccetera. Dal fondo di solidarietà il comune di Cittadella riceve 360.000 euro, troppo poco, spiega il sindaco, che chiede più coraggio al governo, interventi di sostegno economico simili a quelli messi in campo in Germania. Un intervento che purtroppo ai comuni serve a poco o a nulla. Riusciremo ad aiutare una manciata di famiglie dando a loro 300 euro una tantum, praticamente nulla, neanche un affitto di un mese di un appartamento. Non sono questi gli interventi che ci servono degli interventi normativi importanti che riescono a liberare anche risorse che già ci sono all'interno dei comuni, e poi risorse devono arrivare in più dallo Stato.